1 Corinzi capitolo 10. Insegnamento della storia. Non vi scordate mai, frate miei, che i padri nostri passavano per in Mar Rosso e accammanavano spagliati a una nuvola, mannata a cielo. E tutte quante danno furono battiate in una nuvola in mare, a unita a Mosè. Tutte quante si mangiavano che lo mangiava, cascinetta a cielo, e tutti insieme si bevettero la stessa acqua, perché bevettero tutti insieme rinda a quella sorgiva che è stata accompagnata a quella prete che era Cristo. Ma con tutte queste, la maggior parte di loro non furono a cuore innanzi a Dio, e tutte queste murettero in quello deserto. Tutte queste fatti sono successe parecchio tempo fa, e tutte queste fatti hanno servito a noi come un esempio, perché pure noi dobbiamo imparare a non desiderare o male come a loro. E per questo, riga a voi, non vi annucchiate innanzi a Dio, come ha fatto certe loro. Sta scritto in da Bibbia. Tanto che il popolo si aspettava per mangiare e bere, e per saziare e per si spassare. Non ci buttiamo pure noi in da schifezze come facevano certe loro. Sole ci appezzavano la pelle a loro. 23.000 persone. Non tentammo a dire come facevano certe loro, che poi il Signore facette morire per tu che recirielle. Non vi lagnate come hanno fatto certe loro, che poi fu in accesa che l'angelo mandato a cielo. Tutte queste fatti che sono successe, allora hanno diventato un esempio per tutti quanti noi. Sono state registrate in da Bibbia, perché diventasse un avvertimento assai terribile per noi, che cambiamo in un tempo che avverrà presto. Perché si dica a voi, chi si sente sicuro, se stesse attento a non ghiaffare in terra. Tutte quelle chiove che avete avuto a sopportare, non hanno mai appassato le forze vostre, perché Dio mantiene sempre quello che ha promesso, e non vi lascerà mai che potesse essere andata a coppa tutte le forze vostre. Perché in un momento della tentazione, Dio vi darà sempre tutta la forza che vi serve, per vi far guerriare e per vi far vincere. Prudenza. Perché questa carissima, risalva tutte le idee e non vi annucchiate mai innanzi a loro. Io parlo innanzi a voi come una persona che tiene lo cervello in capo, e giudicate voi stessi quello che vi sto per dicere. Chi locale c'è la benedizione che ci viviamo innanzi a Dio per ringraziare, non ci mette forse in comunione con il sangue di Cristo. E che lo pane che noi spezzammo non ci mette in comunione con il corpo di Cristo. E proprio perché non ci sta un pane solo, noi pure siamo tanti a diventare un corpo solo, perché tutti quanti insieme ci mangiamo lo stesso pane. Guardate a tutto il popolo di Israele secondo la carne, tutti quelli che si mangiano la carne e lo sacrificio, non si mettono in comunione con Dio che l'ha dato. Non voglio dicere con questo che chi tu sacrificio che fanno innanzi a Dio loro contasse qualche cosa, o che chi tu Dio loro contasse qualche cosa. Voglio solo dire che quando chi li pavano fanno un sacrificio, fanno che l'offerta a loro innanzi a tutti chi li spiriti infame, e non certo innanzi a Dio. E non voglio che pure voi stessi in comunione con tutti chi li spiriti infame. Voi non vi potete avere un calice del Signore e chi tutti chi li spiriti infame. Non potete mangiare in coppa tavola del Signore e in coppa tavola tutti chi li spiriti infame. Volimo per questo, fa scatenare tutta la collera di Dio. Può essere mai che non ci sentiamo assai più forte essa. Evitate lo scandalo. Voi spesso dicete, io posso fare tutto quello che voglio, è vero, ma non tutte le cose portano profitto a noi. Si può pure fare tutto quello che si può, ma non ogni cosa è buona per la chiesa vostra. Ognuno non ha da pensare solo a se stesso, ha da pensare pure a tutto il lato. Mangiatevi pure ogni carne che viene venuta in mezzo a voi, senza vi tormentare per motivi di coscienza, perché sta scritto in da Bibbia. Tutta la terra e tutte quelle che ci sta in appartengono al Signore. Se uno che non tiene fede in da Dio avesse a metà a mangiare a casa sua e voi accettate e gli date pure in da casa sua e mangiate tutte quelle che vi mettono innanzi, senza fare uno scrupolo e coscienza. Se poi qualcuno e tutti chi limitate vi dicesse che sta carne è quella che è stata sacrificata innanzi a Dio, e tanto per scrupolo e coscienza, non avete a mangiare quella carne, proprio perché chissà ve l'ha detta prima. Io parlo della coscienza sua e non della coscienza vostra. E qualcuno potesse dire, ma perché la coscienza è nata da mettere nulla della libertà mia? Io ringrazio sempre Dio per tutto quello che mangia. Perché io essere smardiata per quella che mangia chi ne ha riconoscenza? Conclusione. Sta bene, quando vi mettete a mangiare e a bere, quando facete qualsiasi altra cosa, facete sempre parole a Dio. Tutte quelle che facete sempre per in quella maniera e non scandalizzare mai nessuno.
né all'ebrei e manca ai cristiani. Comportato come a me, che rende ogni cosa, cerca sempre piacere a Dio. E non va a casciare bene mio, ma che lei tutto lato, perché tutto quanto potesse essere salvato.